Altro tema molto importante, comunque vista la sensibilità, lo coglie appieno. Ricorre come ogni anno, ma non si vuole prendere solo la ricorrenza del 25 novembre come giornata internazionale contro la violenza alle donne, ma un po' ricordarlo, perché tante volte se le cose non si ricordano per le ricorrenze passano oltre, sembra che il problema non ci sia se non per chi lo vive. Di fatto però purtroppo sembra essere veramente un'emergenza e nonostante dovremmo essere ormai in un paese in una realtà, in un mondo civile, questo non è. E condivido il fatto che siano necessarie le ricorrenze. Il fatto di dedicare delle giornate o dei momenti per la riflessione serve sempre, perché se no, se non ci si ferma a riflettere, tutto corre. Basta, sì, sì. E non si riesce a Se dare... non c'è il fatto che ti fa ritornare sul problema, il problema non c'è. Invece il fatto di avere dei momenti dove ci si ferma e si dice questa cosa è importante, per cui sopra ci riflettiamo, e riflettere implica fare dei pensieri, perché poi i pensieri condizionano le nostre azioni. E, come ogni questione, a mio avviso, è sempre di natura culturale. Quindi noi dobbiamo sempre su quel fronte là intervenire, sia sul fronte maschile degli uomini sia su quello femminile, cioè noi dobbiamo lavorare in termini proprio di cultura, che è una cultura del rispetto, che nasce da bambini, perché a mio avviso già da adulti alcuni insegnamenti possono avere un valore relativo, perché non hai, come posso dire, hai già un'impostazione mentale per cui fai delle valutazioni che non tengono conto magari di una prospettiva diversa di riflessione. Invece quando sei bambino riesci ad introitare dei principi e dei valori che poi ti porti avanti a vita, ed è là che noi dobbiamo intervenire, sempre sui bambini. Quindi la formazione anche già nelle scuole praticamente. Questo di sicuro, io lo vedo anche nel mio comune, a Casalserugo, anche con gli insegnanti. Si parla di bullismo e si parla di cyberbullismo, e sono tematiche queste che hanno una certa sensibilità. Cosa significa questo? Che sempre di più bisogna dire ai genitori che in qualche modo queste sono delle tematiche di cui devono venire a conoscenza ed essere anche dotti, perché poi allevare ed educare i bambini, i ragazzi, richiede comunque delle competenze anche da parte dei genitori. Ma i genitori sono recettivi da questo punto di vista oppure no? Perché tante volte i genitori dei ragazzini che hanno questi problemi sono i primi a erigere il muro per proteggersi, per proteggere soprattutto i propri figli, ma che sono una proiezione di sé, no? Quindi gli insegnanti lamentano la difficoltà di penetrazione in chi ne ha bisogno. Se ci sono delle riunioni partecipano i genitori di chi non ne ha bisogno e non quelli che possono essere invece i provocatori. E magari anche pochi genitori, perché se io penso alle serate che vengono organizzate, dovresti avere 800 persone. Quindi voi organizzate delle serate lì in comune? Sì, sono stati bravi anche i genitori con gli insegnanti, hanno proprio realizzato, poi, col sostegno naturalmente del comune economico, un percorso proprio per sensibilizzare sul bullismo. È già stato fatto un lavoro sia a scuola con i ragazzi che poi con i genitori, e senza ombra di dubbio è un lavoro che è servito, ma poteva avere dei risvolti più positivi se ci fosse stato un coinvolgimento maggiore dei genitori, perché se alle serate dedicate ai genitori ti partecipano 40-50 persone, dice un bel risultato, ma se pensi che la popolazione scolastica alla fine è formata da centinaia di bambini, dovresti avere come minimo 500 genitori, non 50. E è comprensibile il fatto che un genitore dopo una giornata di lavoro, dopo le tante difficoltà, magari non si ha voglia di uscire e di partecipare ad una serata magari impegnativa dove ti insegnano qualcosa, quindi devi essere ulteriormente recettivo. Però anche quello del genitore è un mestiere. È una scelta. E noi partiamo dal presupposto che se è genitori, così hanno fatto magari i miei genitori, quindi noi abbiamo dei modelli culturali di riferimento che è come i nostri genitori ci hanno trattato, però è riduttivo perché il genitore ha delle responsabilità, e avendo delle responsabilità dovrebbe avere delle competenze. Come in ogni ambito, anche lì bisognerebbe studiare, avere quella apertura mentale per apprendere dall'esperienza degli altri, per farsi in qualche modo aiutare
nell'apprendere come comportarsi con i ragazzi, in termini ad esempio di educazione alimentare, cosa dar da mangiare ai propri ragazzi, Sì. ad esempio, è fondamentale per la crescita. Anche lì abbiamo organizzato dei momenti di educazione. Hai sempre pochi genitori che partecipano. A fronte di centinaia di genitori che potrebbero partecipare, ti arriva qualche decina Addirittura. magari dei più interessati, perché si pensa all'educazione alimentare, ma che cos'è? Invece è fondamentale, cioè spiegare che cosa dar da mangiare ai propri ragazzi significa garantirgli la salute negli anni futuri. Non c'è questa sensibilità, insomma, cioè viene a mancare. Secondo me bisognerebbe lavorare proprio di più su questo versante, perché noi diamo per scontate tante cose, perché così ci è stato insegnato. La vita ci dovrebbe invece insegnare che dobbiamo apprendere quotidianamente dagli esperienze che fanno gli altri, da chi studia questa materia, le varie materie, e ci può in qualche modo rendere dotti, perché in ogni ambito vengono richieste competenze se si vogliono fare le cose al meglio. Assolutamente. Secondo lei i millennial sono la generazione che dovrebbe emergere anche tra pochissimo, visto che siamo tutti in ritardo nei tempi, no? Hanno maggiore contezza delle situazioni, consapevolezza, sono più rispettosi oppure no? Anche dei ruoli, del genere, delle situazioni dove ci sono i generi, uomo e donna che si confrontano, oppure non è ancora recepito? Allora, sicuramente i ragazzi sono ragazzi svegli. Ma i 35, intorno ai 35 anni, quell'età lì, che sono quelli che adesso andranno a rivestire ruoli anche nell'ambito istituzionale importante. Ma io dico, i ragazzi sicuramente sono svegli, magari anche rispetto al passato. Manca forse, a mio avviso, rispetto al passato, un po' di più rispetto delle regole, un po' il senso della, come posso dire, dell'autorevolezza, il senso dei ruoli. Che non è poca cosa. E che non è poca cosa, perché poi questo genera confusione, genera mancanza di rispetto, genera conflittualità. Questo non significa che ci deve essere un'imposizione dall'alto, che ci deve essere una gerarchia predefinita in ogni ambito. Significa solo capire che ci sono delle persone che hanno dei ruoli, che possono essere l'insegnante, che può essere lo stesso genitore, che può essere l'amministratore pubblico, che proprio perché ha delle competenze dovrebbe essere rispettato. Allora, le persone devono avere competenze per farsi rispettare, per avere autorevolezza, Certo. E quindi questo è un impegno. Dall'altro lato, chi in qualche modo dipende da persone che hanno competenze dovrebbe avere rispetto proprio per l'impegno e la fatica che fanno le persone che devono avere delle competenze. E sto pensando all'amministratore pubblico, sto pensando all'insegnante, sto pensando magari al sacerdote, cioè tutte coloro che hanno un ruolo. Quindi valori di un tempo in un contesto di grande aggiornamento, perché ci sono esigenze nuove e ritmi completamente diversi della vita che richiedono aggiornamenti. Di sicuro, di sicuro. Grazie Vicepresidente di essere stata qui con noi, buon lavoro grazie naturalmente, mille. ci speriamo di rivederci anche presto e grazie a voi di averci seguito, buon proseguimento.